Fanno della Regione Veneto la prima regione in Italia, con l'apprezzamento del Ministero del Lavoro, perché qui ha funzionato. Ha funzionato perché abbiamo tenuto in stretto collegamento i ragazzi che cercavano lavoro, era questo l'obiettivo, con le imprese, e quindi abbiamo costruito politiche attive, cioè una formazione mirata. Questo ha portato ad avere ottimi risultati di opportunità di lavoro. E la parte che spetta alla Regione del Veneto è quella di costruire percorsi utili per queste aziende, quindi una formazione che sia veramente efficace. Devo dire che i segnali significativi ci sono. Certamente il progetto di Garanzia Giovani ha portato anche alla costruzione di un buono strumento. Il fatto che entro 30 giorni questi ragazzi vengano presi in carico e dall'altra parte che alle aziende si dia credibilità, perché le aziende non vogliono perdere tempo, ha significato una buona possibilità di mettere in moto un mercato del lavoro che c'è. Martina e Lara, giovanissime, grazie a Garanzia Giovani avete trovato occupazione, quindi funziona questo progetto della Regione Veneto? Sì, funziona. Raccontateci un pochino la vostra emozione e il vostro percorso. Il nostro percorso è iniziato a novembre, quando abbiamo iniziato lo stage teorico a Padova, dove siamo rimasti lì per un mese, seguite da vari professori che ci hanno insegnato le varie tecniche di vendita, il linguaggio tecnico del lavoro, e ci hanno spiegato anche i vari materiali che avremmo poi utilizzato durante il nostro lavoro nel punto vendita. Quindi da chi studiava, chi insomma era ancora in cerca di occupazione, adesso siete state assunte. Sì, adesso siamo assunte a contratto determinato, io a Sacile e lei a Bassano, quindi... Verrebbe quasi da consigliare quindi ai colleghi giovanissimi? Sì.